La natura incontaminata, il parco del Delta del Po riscoperto attraverso un viaggio in barca, un percorso insolito che Carlo, uno degli ultimi pescatori di queste valli, conosce bene. Tra queste reti ha trascorso gran parte della sua vita, tra qualche mese andrà in pensione. Qui vedi delle albe, dei tramonti, ogni giorno sono diversi, quindi è una cosa incredibile, quindi mi sono volati proprio questi 43 anni. A raccogliere i suoi racconti, le sue emozioni c'è Emanuele, nato qui e oggi guida turistica. Da quando ho 5 anni che frequento le valli, voglio trasmettere questa mia passione dei silenzi, delle luci, dei colori, degli animali che provo io alle persone che ci vengono a trovare. Emanuele, dove ci porti? Andremo all'interno delle valli di Comacchio a scoprire la storia e la natura di questo meraviglioso territorio. Attraversiamo la laguna tra i canali di un'oasi dove il silenzio viene interrotto dal cinguettio degli uccelli. Si può scendere a terra, guardare in lontananza e scoprire l'eleganza dei fenicotteri. Sono arrivati qui negli anni 90 con una migrazione naturale della Sardegna e della Camargue e adesso è una delle più importanti colonie nidificanti europee. C'è chi percorre in bicicletta questo percorso fino ad arrivare alle antiche stazioni di pesca. Siamo all'interno di un casone? Sì, del XVII secolo in cui i pescatori passavano settimane durante la stagione autunno-invernale a pescare le anguille con una tecnica tradizionale che si usa ancora oggi nella stessa maniera di 400 anni fa. Un itinerario lento che attira sempre più turisti, un'esperienza diversa per riscoprire il legame tra uomo e natura. Cercasi postino per l'isola di